Fuga a folle velocità per le vie del centro abitato di Camisano Vicentino. Momenti di alta tensione. Tutto comincia alle 6 di sera quando i carabinieri notano un'auto di grossa cilindrata che si aggira in modo sospetto in via Negrin. Chi è alla guida, quando si accorge della presenza dei militari, accelera, si dà repentinamente alla fuga e ne nasce un inseguimento da parte dei carabinieri con la sirena e i lampeggianti. La macchina in fuga però tampona un autocarro. A quel punto i carabinieri la affiancano e la bloccano, tutto davanti agli occhi esterrefatti dei commercianti e dei passanti. È stata una scena abbastanza particolare, perché abbiamo visto, eravamo proprio tutti qua, quindi abbiamo visto questa macchina sfrecciare, per fortuna che ha preso un camion perché l'ha rallentato la scena, la cosa, e i carabinieri che sono arrivati subito dietro, quindi veramente è stata una scena da film, e sono riusciti a bloccarli. E sono stata una cosa incredibile, perché siamo usciti tutti, noi clienti, perché una cosa così non l'abbiamo mai vista. Siamo stati molto fortunati che non è successo niente di grave, perché in quell'orario, verso le 16:30, qua c'erano diverse persone che attraversavano anche la strada, le quali hanno avuto un potenziale pericolo. A bordo dell'auto in fuga un ventenne moldavo che vive a Villafranca Padovana, già noto alle forze dell'ordine, deferito in stato di libertà per concorso in ricettazione. L'uomo viene immediatamente arrestato. Con lui in macchina anche un 21enne e un 16enne, entrambi italiani di Camisano Vicentino, e una 34enne lettone residente a Giacciano con Baruchella in Polesine. I tre sono stati denunciati. Le accuse sono resistenza pubblico ufficiale, ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate. Nell'auto, risultata rubata a Badia Polesine il 17 gennaio, sono stati trovati e sequestrati vari arnesi da scasso. Insomma, l'operazione si è conclusa nel migliore dei modi e difficilmente l'inseguimento di Camisano verrà dimenticato da chi l'ha visto. È andato tutto bene, siamo sentiti molto sicuri, però è stata una scena particolare, c'erano un sacco di persone, infatti qua fuori che guardavano.